Su richiesta della Sores, alle 10:50 di oggi, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo è intervenuta nei pressi della scalinata che dalla frazione Casanova sale alla Pieve Madonna Oltrebutta a Tolmezzo per soccorrere una persona caduta nella boscaglia adiacente alla scalinata. I Vigili del Fuoco, che nella squadra hanno anche il personale specializzato dello spelo alpino fluviale, assieme al personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza e al personale sanitario e volontari del soccorso alpino, hanno raggiunto l'infortunato che, pur avendo problemi di deambulazione, aveva iniziato a salire la scalinata, dalla quale poi è caduto ruzzolando per alcuni metri nella boscaglia. Lo hanno immobilizzato sulla barella spinale, che poi è stata sistemata in una barella per il trasporto in zone impervie, e hanno trasportato il ferito fino alla strada. Appena giunti in una zona adeguata e sicura, i soccorritori hanno stabilizzato l'anziano, che poi è stato trasportato presso l'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato, per fortuna fuori pericolo di vita. I dati odierni del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia: 2.878 tamponi molecolari, 445 casi, 5.821 i test rapidi antigenici, 1.792 casi. I pazienti in terapia intensiva sono 5, quelli ospedalizzati in altri reparti 216. Oggi si registra un decesso. Un incendio si è sviluppato questa mattina all'interno di un grosso appezzamento agricolo nelle campagne del comune di Tavagnaco, in via Cividina. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, che hanno domato e spento l'incendio con l'inizio poi della successiva bonifica. Non ci sono, per fortuna, persone coinvolte. Iscrizione gratuita fino a 26.000 euro di ISEE, introduzione dell'arabo e del cinese, 3 nuovi corsi di laurea: filosofia, trasformazione digitale e tecniche dell'edilizia e del territorio, scienze e tecniche dell'attività motorie preventive adattate. Potenziati i curricula e le attività trasversali interdisciplinari, aumentati i corsi dedicati ai dipendenti pubblici, un nuovo sito internet più accessibile e intuitivo. E ancora maggiori agevolazioni per gli studenti genitori e studenti lavoratori, consentita l'iscrizione a 2 corsi di studio contemporaneamente e con minori tasse, maggiori spazi per studio e ricerca grazie alla nuova biblioteca del Polo Scientifico, al nuovo padiglione di ricerca clinica e alla crescita dei laboratori dell'Uni Ud Lab Village. Sono queste le principali novità per il prossimo anno accademico dell'Università di Udine, che ha dato il via alle iscrizioni che proseguiranno fino al 5 ottobre prossimo. Con i rappresentanti degli studenti sono stati progettati e condivisi la rinnovata offerta didattica, le agevolazioni contributive e i servizi di supporto realizzati con il sostegno della Fondazione Friuli. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.